Bene, siamo in diretta. Iniziamo. Allora, non so se mi sentite meglio così, ma iniziamo la diretta con i brani, con la musica a richiesta. Com'è che funziona? Funziona che tutte le sere alle ore 18 noi inizieremo questa diretta e il giorno prima voi ci mandate un WhatsApp, un messaggio su WhatsApp al 349 5577 351 nel quale mettete il vostro nome e il brano che preferite. Durante, diciamo, il video, il giorno dopo verrete richiamati e potete fare la vostra dedica. Iniziamo a mettere su una canzone e vediamo chi chiamiamo adesso. Questa è la sigla, eh? Permiso, yo soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. ¿Dónde nací? Ni me acuerdo. En una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino. Cuando guste y donde quiera. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Iniziamo con la prima chiamata, chiamiamo Valentina, che ci ha chiesto un brano che è Fumando e Spero di Héctor Varela. Adesso la chiamo. Que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Blanco como el lomo de un niño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna. Ecco qua. Maldita su estampa, es mi puesto un fallo, si yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Prego. Aspetta che basso, aspetta che basso. Vai. Ecco, ci scusiamo già da subito per qualche inconveniente tecnico che cercheremo di risolvere un po' alla volta, ma questo è un po' il dato della diretta. Ecco, insomma, Sei sparita? avevo un'altra chiamata sotto, Adesso parliamo. perché adesso con queste nuove tecnologie si dice che non siamo tutti più vicini in un modo un po' così diverso. Ecco, abbiamo deciso come associazione di provare a fare questa diretta su Facebook per mettere così i nostri brani preferiti su richiesta. Si può fare una dedica
videochiamata così che sono io su telefonata. Stiamo già ricevendo tanti messaggi, cercheremo di esaurire un po' tutte le richieste un po' alla volta. Vi ricordo il numero che è 349 5577 351. Grande, brava. Ecco, indicate il vostro nome, il brano che volete ascoltare, a chi lo volete dedicare, poi noi vi richiamiamo per fare la dedica. Ecco, questo è un modo sicuramente un po' modesto e anche casalingo per dirvi che noi insomma, siamo vicini e teniamo questa passione per il tango, teniamo duro e tanto restiamo a casa. Ecco, io ho l'onore, insomma. A chi la dedichi? Che la dedichi? Ecco, io vorrei dedicarla a tutti i tangheri che ascolteranno e vorrei dedicare Fumando e Spero a tutti quanti nella versione di Varela. Ecco, faccio un saluto a tutti, godiamoci questo tango. Grazie Valentina, grazie, a dopo, ciao. Allora, Fumando e Spero, Héctor Varela. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Grazie a Valentina che ci ha chiesto questo splendido brano. Ora passiamo alla prossima chiamata e chiamiamo
Camilla, vediamo se mi risponde. Ciao Cami, ciao Camilla. Aspetta che ti faccio vedere degli altri. Eccoci qua. Allora, tu ci hai chiesto un brano che a te piace molto, che è Poema della romantica milonghera, no? Vai. Allora ti metto di fronte alla camera così fai una dedica a chi vuoi. Aspetta che abbasso il volume. Eccoci qua. Sì, non si vede molto, però va bene. Non riesci a vedere? Adesso sì, Boh. adesso sì. Aspetta, non sento niente. Parla! Ti vedono gli altri. Ah sì, ok. Ciao a tutti, vi dedico questo brano, cari miei allievi, vi mando una canzone, vi ricordate tutte le lezioni svolte alla fine della lezione con Paolo Pescato e quindi buon ascolto, ci rivediamo presto, un bacione. Grazie Camilla, sei un amore. Sentiamo. Milonga, quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que siempre la canten en tu balcón, a que venga por la noche y te vaya con el sol, va a decir que sí a veces. Allora, Poema della romantica milonghera. Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar agravios, porque ya. De tu rosal vuelvan más bellas a florecer, recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal. Nada queda entre los dos. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor.
bellissimo anche questo brano, Poema, con la stupenda romantica milonghera. Allora, vi ricordo come funziona, quindi se volete fare le vostre dediche dei vostri brani, il giorno prima, o meglio oggi per domani, mi mandate un messaggio su WhatsApp al 349 5577 351 e domani vi chiamerò per fare la vostra dedica. Adesso chiamiamo un altro amico che ha voglia di salutarvi. Paolo, vediamo se lo troviamo. Un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi bar. Ah, il cartello è la prossima volta lo giro. Sono le prime volte. Allora, ascoltami Paolo, io so che tu vuoi dedicare Vida mia di Osvaldo Fresedo e niente, adesso ti metto davanti alla telecamera e fai la tua dedica. Il nostro grande maestro Paolo Pescado. Siamo in diretta, sì? Aspetta. Ti ascoltano, sì? Aspetta che sbasso. Allora, innanzitutto vi saluto, io mi trovo... Ti ascoltano, sì? Sì. Allora, ragazzi, io mi trovo a Santorini, potete vedere... Abbassa il computer Paolo che fa ritorno. Sì. Allora, ragazzi, mi trovo a Santorini. Ecco, io mi stavo dicendo, ho sentito il ritorno di voce, io mi trovo a Santorini, come vedete in Grecia, come vedete dietro le mie spalle c'è una finestra, una collina e il mare dietro, e come vedete qua a Santorini il sole con gli ulivi, come vedete qua gli ulivi. Cosa vi posso dire? In Grecia si sta bene, so che voi a Padova e dintorni del Veneto avete avuto e avete ancora dei problemi. Io sono sempre legato a voi da grande affetto e sapete quanto mi mancate. Mi manca Fabio, mi mancano la Tatina, mi mancano tutti quanti. E sto guardando ora il video di Fabio che mi inquadra direttamente. Io vorrei dire una cosa, innanzitutto vi manderò dei video per potervi allenare, chi ha voglia di allenarsi, e penso tutti quanti. Penso che questa storia finirà il più presto possibile, in modo da potersi ricongiungere tutti quanti. Io sto, per chiunque mi manda una sua immagine, io la riproduco artisticamente per quello che riesco a fare, poi ve la rimando indietro. Chi vuole se la stampa, poi me la fa venire, me la ritorna indietro, io ve la firmo, ve la modifico e avete un'opera mia, ve la firmerò e ve la autentico. Scelgo una canzone e mi dilungo un attimo così possiamo parlare, che è Vita mia. Questa canzone io la dedico ad Azzeli e potete immaginare perché è anche ad una persona, ad una entità che sta nel cielo, alla quale io sono legato nella vita. E devo dire che Vita mia è una canzone che ascolto da oltre 20 anni e mi ha sempre commosso ascoltandola, e sempre l'ho ballata con la felicità dentro ma anche con tanta tristezza. È una canzone dedicata, un uomo che dedica queste parole alla propria amata perché lui è lontano e accade, è proprio forse la storia e quello che ci sta accadendo, proprio questa canzone casca a pennello, perché bene o male ci mancate tutte e ci manchiamo tutti quanti.
nostro abbraccio, la nostra felicità di poterci incontrare in Milonga, la felicità di poterci incontrare quando noi siamo a studiare tutti quanti assieme. Sapete quanto io amo farlo e quanto ci mancate. Mi manca Fabio, con il quale ci sentiamo tutti i giorni, la Tatina, la Valentina, poi in particolare la Zelì e così via. E mi mancate molto voi, mi mancate perché lavorare con voi per me è sempre una felicità. Vita mia, ve la dedico a tutti quanti perché è un uomo triste che scrive e che pensa e che racconta alla propria compagna che un giorno si rincontreranno e possono essere felici assieme. Ecco, questa è la sintesi della canzone, una canzone melodica di Fresedo. Ascoltiamola perché è veramente molto molto bella. Io comunque non sono a Santorini, dico che sono a Santorini, ma sono a Padova. Grande Paolo. Però quando pubblico le mie opere che faccio vedere, cioè le fotografie che gli altri mi mandano, così l'ho fatto a diversi amici, scrivo sempre di essere a Santorini. È un modo mentalmente di allontanarsi da una situazione così gravosa che stiamo vivendo tutti. Però ho letto una bellissima intervista di un uomo, mi derubo un minuto perché così ci facciamo compagnia. Un uomo che era stato recluso dal suo comandante, un militare, per 40 giorni, si dice quarantena, per 40 giorni nella sua stanza. Da quel momento quest'uomo ha guardato tutto ciò che c'era nella sua casa e ha parlato con tutti i ritratti, con tutte le stampe, dialogava con se stesso ma dialogava con le cose che aveva dentro casa e ha detto: guarda, se non avessi mai avuto questa esperienza non avrei mai capito determinate cose. Questo vuol dire che alla fin dei conti questo ci serve per meditare moltissimo, per capire quanto è importante ogni volta che ci incontriamo, quanto è importante un abbraccio, quanto è importante un Milonga dove ci possiamo incontrare, una scuola dove possiamo imparare, e quanto è importante potersi capire internamente e capire gli altri, perciò essere molto più disponibile verso gli altri e altruisti. Io vi voglio bene moltissimo a Fabio che ha fatto questa bellissima cosa. Quando me l'ha detto io sono stato veramente meravigliato delle capacità di quest'uomo che non si ferma mai e devo ringraziarlo per tutto quello che fa per noi, che fa per la scuola, e il suo altruismo di portare avanti le persone, poi passarle a noi, e ci vuole tanta dedizione, così come noi facciamo a Padova, li passiamo ad altri nostri colleghi, come il mio maestro riceveva sempre i nostri allievi dopo un certo periodo, perché così ci alterniamo e l'istruzione che dà uno poi si collega a quella degli altri. Perciò nella vita non si fa mai nulla se non quello di poter capire chi siamo. E la cosa più importante è questo, riuscire a capire quanto è importante la vita e quanto è importante ogni essere umano. Ecco, vi voglio bene. Da poco piango. Grazie Paolo, sempre emozionante ascoltarti, sempre bellissime parole. Adesso grazie mille, sai. Ciao, grazie. Grazie a te, ma ci sentiamo ancora, tanto guarda, ormai siamo qua ogni sera, ogni giorno alle 6. Possiamo parlare di qualche storia del tango, possiamo parlare di qualche canzone, poterla descrivere per l'emozione che ci dà e così via, tanti altri piccoli aneddoti del tango e possiamo raccontare. Certamente, troviamo il modo di farci compagnia. Ciao Paolo, grazie a te, ciao. Ciao. Vi seguo via Facebook. Allora, Vita mia di Fresedo, dedicata da Paolo.
te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más, vida mía, hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Son mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Vida mia di Osvaldo Fresedo, dedicata da Paolo Pescado a tutti noi. Grazie Paolo. Bene, allora, volevo fare due parole anch'io, volevo anch'io ringraziare tutti quelli che ci seguono, i nostri amici del tango, i nostri allievi, con la speranza appunto di vederci presto quanto prima, magari quest'estate con la Milonga 400, chissà che si possa, e poi ricominciamo con le lezioni. Vi abbraccio tutti e vi dedico io questa per chiusura un brano che è un brano che mi dà parecchie emozioni, è Androgyny di Quater Tango. Grazie mille, alla fine del brano chiudo la diretta, grazie a tutti di essere stati con noi, ci troviamo domani a farci ancora compagnia, vi aspetto i vostri messaggi con le vostre dediche al 349 55 77 351, il cartello mi hanno già avvisato che è storto, mi occuperò a rattrizzarlo per le prossime volte, sempre alle ore 18, grazie mille. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando